Parco Ippodromo Allonigo, Vicenza. Questa è la prima tappa degli 8 incontri di Cavalli in Villa, evento dedicato sicuramente all'equitazione, in particolare per la disciplina del salto ostacoli, ma non solo, e soprattutto anche per la valorizzazione culturale del territorio veneto. Il connubio nasce proprio dal territorio, quindi questa è un'espressione del territorio, una bellissima idea di Clara che è riuscita a mettere a terra un impegno così importante con 8 tappe. Noi a Fieracavalli ne facciamo una di 4 giorni, quindi siamo più modesti nella durata, ma ecco, la testimonianza proprio nasce da questo, quindi la nostra madrina Adriana Volpe che ha spiegato al meglio quelle che possono essere le peculiarità, no, di anche aziende che si affacciano in questo meraviglioso settore. D'inverso Fieracavalli è l'insieme di tante altre cose e quindi sempre di più ci sarà una crescita comune rispetto a Cavalli in Villa e Fieracavalli. Grande la partecipazione a questa prima tappa di Cavalli in Villa da parte di appassionati dell'equitazione e non solo. Questo grazie alle numerose attività gratuite rivolte a famiglie e non. Abbiamo studiato in queste 8 tappe 2 format dei percorsi che sono adatti a tutti i livelli. Il primo format è per chi ha la propria bicicletta e vuole venire in villa usando un mezzo ecologico, quindi sfruttando la sua bici si parte da Vicenza e si arriva in villa. L'altra iniziativa è che si faranno con i bike che si possono noleggiare attraverso il sito di Cavalli in Villa. Il mio scopo è far divertire tutti i partecipanti in totale sicurezza, facendo trascorrere un bel pomeriggio all'insegna della natura e di divertimento. Quanto è importante portare a conoscenza i giovani a una disciplina come quella dell'horseball? È molto importante perché gli crea un equilibrio, una socializzazione, un'inclusione che è difficile da trovare in altre discipline nel mondo equestre. Per fortuna questa ci permette di mettere tutto questo insieme per invogliare i ragazzi a stare insieme, sia i ragazzini, gli uomini, le donne, le ragazzine, per poter vivere insieme questa disciplina con questi fantastici cavalli che ci aiutano a superare tante difficoltà. Lonigo è una città legata al cavallo da tantissimi anni. Questo luogo è un ippodromo che è stato realizzato alla fine del 1800. Lonigo nel 1884 aveva 8.000 abitanti ed era una delle fiere più importanti di livello nazionale per quanto riguarda il cavallo. 8.000 abitanti, 24.000 cavalli si trovavano in quel di Lonigo proprio in quella data. Presenti anche associazioni atte a sensibilizzarci con i loro progetti. Noi crediamo molto nell'approccio che vede al centro la testimonianza del nostro fondatore, perché è capace di colpire nel profondo i ragazzi raccontando soltanto la sua storia, e questo gli apre i cuori, gli apre la mente e li prepara a recepire il messaggio che poi noi vogliamo trasmettere, grazie anche al supporto della Polizia Stradale che racconta anche gli agenti che ci seguono, raccontano le loro esperienze dirette sulla strada, perché ricordiamocelo, sono loro che ci raccolgono poi sulla strada. La Fondazione si occupa di fornire, di garantire assistenza legale e psicologica gratuita ai familiari e alle vittime della strada. Questo supporto noi lo diamo a 360 gradi, quindi ci occupiamo di tutto ciò che una vittima o un familiare della strada ha bisogno quando purtroppo rimane appunto vittima di questi incidenti stradali che rappresentano un'emergenza nazionale così definita dal nostro Presidente della Repubblica. Oltre 3.000 vittime della strada all'anno. Per noi ogni occasione è buona per stare a contatto con i giovani e per formarli, quindi non diremo mai di no a nessun invito da parte di nessuno. Ecco. Poi ci lega un rapporto speciale con la Presidente Campese, perché abbiamo conosciuto questa donna meravigliosa e molto energica e coinvolgente, che riesce incredibilmente a stupirci continuamente. Quest'anno ha voluto coinvolgere gli istituti scolastici in questa seconda edizione di Cavalli in Villa e riusciremo a coinvolgere oltre 1500 ragazzi in tutte le tappe. Ieri abbiamo formato 150 ragazzi in una scuola di Lonigo e quindi siamo molto contenti e la ringraziamo.
È importante per un'associazione di volontariato come la nostra, che si occupa di malattie e prevalentemente di assistenza ai pazienti, alle famiglie, ma anche di supporto alla ricerca scientifica, vivere questi ambienti perché sono molto significativi sia per la sensibilizzazione sia perché è molto bello anche appunto come ambiente. Metteremo in cantiere ipotesi di anche ipoterapia e in modo da far partecipare ai nostri pazienti di questa bellissima esperienza. Abbiamo anche un accordo a livello nazionale, quindi oltre che AIL in Veneto faremo anche AIL nazionale una serie di incontri. Quindi ringrazio ancora appunto Clara Campese e godiamoci questa stupenda giornata di Cavalli in Villa, la prima di una lunga serie di questo 2023. Anche quest'anno continua collaborazione con Cavalli in Villa per quanto riguarda la Commissione Teatro Equestre. Abbiamo portato sempre i nostri spettacoli e vedremo anche qualche novità. Sarà presente la prima tappa del trofeo di Teatro Equestre che vedranno impegnate le giovani leve, i giovani futuri artisti che si sfideranno nei loro numeri. Di spicco durante le 3 giornate sono stati i concorsi di salto ostacoli che hanno avuto come madrina d'onore e title sponsor Adriana Volpe. Emma Alice Martin è una realtà imprenditoriale veneta, è una realtà imprenditoriale tutta al femminile. Ci sono tantissime sarte che lavorano per noi e quindi c'è una grande sartorialità e artigianalità. C'è una ricerca importante per valorizzare tutto il nostro Made in Italy, ma soprattutto una ricerca nella scelta dei tessuti, della qualità del tessuto. Abbiamo iniziato questa nuova avventura, ci crediamo tantissimo, siamo presenti in tutte le tappe adesso di Cavalli in Villa, sono 8 tappe in 4 province del Veneto e siamo presenti accanto a questi atleti, accanto ai giovani e anche alle associazioni che hanno deciso di investire il loro tempo e la loro realtà messa, diciamo, a disposizione del pubblico. Sono eventi tutti gratuiti, quindi dove la gente può venire a vedere, ad avere un contatto con questa realtà ed è per noi insomma una grande vetrina ma soprattutto una grande partnership. Ecco. È un grande onore che